Numeri da bollettino di guerra, quelli dei terreni agricoli colpiti dalle violente grandinate delle trombe d'aria della scorsa settimana, un quadro che non ha risparmiato nessun'area della regione, come spiega Gian Michele Passarini, presidente veneto di CIA. Abbiamo avuto delle grandinate importanti su quella che è tutta la parte dell'Alto Trevigiano, ma anche nella Bassa Padovana, cioè è stata colpita tutta la regione indiscriminatamente e le colture ne hanno pensiamo all'ortofrutta, pensiamo a tutta la parte maedicola, cioè abbiamo avuto una diversità di catastrofi che ha colpito tutta la parte, voglio dire, vegetale, senza contare poi tutte le stalli ad esempio che sono state scoperchiate, quindi problemi anche con gli animali, cioè veramente oggi siamo in una difficoltà climatica che ci sta mettendo sotto un forte stress. Un'emergenza continua per il settore primario che ha bisogno di iniziare a governarla, da qui l'appello degli agricoltori. Di fronte a questo cambiamento climatico che è innegabile bisogna cominciare a mettere in piedi delle strategie che siano il più possibile vicine alla possibilità di dare un reddito garantito ai nostri agricoltori. Reddito garantito in che senso? Di riuscire ad esempio attraverso i sistemi assicurativi, attraverso ad esempio i sistemi anche delle tecnologie, della ricerca, nel poter dare la possibilità agli agricoltori veneti in questo caso di portare a casa i propri raccolti.